Prosegue la corsa alla pallacanestro Nuoro in vista dei play-off del campionato regionale di Serie D. I nuoresi, a 2 turni dalla fine della seconda fase del campionato, sono dentro gli spareggi dove puntano a diventare la sorpresa del campionato. I Serbones nell'ultimo turno sono tornati alla vittoria superando nella palestra Acconi di Via Lazio il Cus Sassari col punteggio di 99-56. Un successo netto nel punteggio che ancora una volta ha sfiorato quota 100 e nella prestazione. La pallacanestro Nuoro infatti ha mantenuto costantemente l'iniziativa, non lasciando scampo agli universitari. Una vittoria alla sesta di questa fase del campionato che porta i nuoresi a quota 12 nella classifica dalla Pool A. Quanto alla sfida di sabato, a cui si riferiscono le immagini, i Serbones sono partiti con decisione aggiudicandosi la prima frazione col punteggio di 26-12 che ha indirizzato sul giusto binario la sfida. Nella seconda frazione i sassaresi hanno cercato di reagire, ma i Serbones hanno chiuso col parziale di 17-15 che ha mandato le squadre negli spogliatoi, con i padroni di casa in vantaggio sul 43-27. Un +16 difficile da ribaltare anche perché i ragazzi dei coach Marco Moledda e Davide Magia hanno continuato a spingere sull'acceleratore. Al rientro sul parquet i nuoresi hanno dominato la terza frazione finita col punteggio di 23-14. L'ultimo quarto ha certificato la superiorità della pallacanestro Nuoro, che si è aggiudicata la frazione con un punteggio di 33-15 che ha fissato il risultato sul tabellone sul 99-56. Sugli scudi i soliti bombardieri barbaricini con Sizia autore di 20 punti, Azzei di 18 e Nizzi di 17. Nel prossimo turno, in programma sabato 22 aprile, i nuoresi sfideranno l'Astro Cagliari che li affianca in classifica, sarà uno spareggio per la quinta posizione.